ragazzi del DIAS degli anni 80, perché noi siamo i ragazzi delle umani di questi vicoli, noi giocavamo a pallone qui a Piazza Maggiore, noi al DIAS, stavamo tutto il giorno per questi vicoli, quindi siamo i figli delle umani. Allora abbiamo frequentato il DIAS, l'esigenza era quella di riunire il gruppo del DIAS la prima volta e è nato pian piano questa cosa. All'epoca, negli anni 80, ci chiamavamo i Lazzari Felici, dalla canzone di Pino Daniele, Lazzari Felici, che cantavamo. Del resto Pino Daniele è stato anche un alunno del DIAS, quindi qualche anno prima di noi, ma nelle due sezioni delle nostre classi c'era il fratello, la sorella, quindi ci sentivamo felici, ci sentivamo napoletani, ma ci mancava qualcosa. E quell'identità che abbiamo sempre tenuto dentro, ma l'anello mancante che ci portava a conoscere perché sentivamo così forte l'attaccamento a questa terra, a questa città, l'abbiamo scoperta grazie a loro, grazie agli storici, agli studiosi che ci hanno fatto capire effettivamente chi siamo adesso. Noi amiamo chiamarci i Lazzari, perché i Lazzari? Ovviamente voi sapete meglio di me, i Lazzari erano i napoletani del Settecento, erano coloro che abitavano queste umane, che hanno combattuto e liberato Napoli dall'occupazione francese, e quindi ecco perché il nome Lazzari e Briganti. Tant'è che questa etichetta mi piace così tanto, ancora più dalla frase che il generale Championnet dell'esercito di Napoleone Lazzari ebbe a dire, mandò un messaggio a Napoleone in cui citava testualmente: si combatte in ogni strada, il terreno è disputato palmo a palmo, i Lazzari sono guidati da capi intrepidi, i Lazzari, questi uomini meravigliosi, sono degli eroi. Ecco l'anello mancante. Sono le scoperte grazie a loro, ai loro studi, che ci hanno fatto capire noi chi siamo. Noi che amiamo così tanto questa terra, questi vicoli, cerchiamo nel nostro piccolo, perché ripeto siamo giovani come associazione, cerchiamo di divulgare le scoperte loro, i loro studi, ma siamo anche attivi sul territorio, quindi ecco, Raffaella diceva, abbiamo iniziato facendo qualcosa, facendo scoprire la lingua napolitana, facciamo dei corsi gratuiti a Palazzo Venezia, adesso anche qui a San Domenico Maggiore, adesso anche a Antonio, ci hanno chiamato a Antonio, la cosa ci sta veramente amplificando, ho dovuto fare delle offerte proprio perché non ce la facciamo praticamente a coprire tutta la richiesta, però è una cosa bella vedere anche i ragazzi giovani che vogliono scoprire l'etimologia della parola, scusate la parola, spieghiamo anche perché si dice piccione a Napoli, spieghiamo tantissime cose, quindi ecco, andiamo a scoprire, non siamo più la tarantella che fa ridere il nord, ma siamo qualcosa di vero, qualcosa di antico, di concreto, e di questo dobbiamo rendere grazie anche al libro di Gennaro, così come al libro di Pino Ricci, libri di libri di Fiore Marco e di tutti gli studiosi. Noi siamo i figli loro. Sapete, qualche volta capita che qualcuno anche sui blog, sulle dove eravamo? Hanno ragione, noi dove eravamo? Non c'eravamo. Se ci siamo adesso, è grazie a loro, noi siamo i loro figli. Scoprire ragazzi come Massimo Paella che studiano ancora, che vanno a scavare, a scolare le nostre radici, le cose belle della città, questo deve essere il motivo di orgoglio di Gennaro, di Pino, di Fiore e di tutti gli altri che hanno cominciato questo lavoro. Non mi voglio dilungare più di questo perché abbiamo finito, ce ne andiamo. Grazie a noi neoborbonici, a Piccolo, e voglio soltanto ringraziare